amici, qui Mario Di Donato, faccio l'operatore olistico di mestiere. Lavoro con aspetti eterici vibrazionali e mi occupo della persona, punto. Qualche volta capita di lavorare con defunti e spiriti che non sono andati nella luce e sono rimasti qui, per x mila motivi. Nella puntata precedente accennavo due concetti, uno che nella maggior parte dei casi è qualcuno in vita che tiene agganciato giù quel defunto, e poi accennavo prima dovremmo però definire che cos'è quel defunto, e me ne occuperò in questa puntata. Sembra più una delle pillole di ispirazionalità della vecchia serie, dai, è più didattica, ma passatemela. Adesso ne butto tante nel calderone, sono tutte valide allo stesso modo, non ce n'è una più vera delle altre. Ci sono tutte queste casistiche, ve l'assicuro. Che cos'è un defunto? Quando una persona chiude le porte a questa vita terrena, cosa succede? Il suo campo eterico, immaginate una grande cipolla fatta di energia, ok? Il suo campo eterico si sgancia dalle cellule fisiche nel giro di qualche giorno. Il suo campo eterico, immaginatelo come un grande campo, dai, un campo magnetico, una fiamma, un campo. Tutto questo campo è attraversato da una vibrazione, ok? Questa vibrazione è il tuo semidivino, la tua eternità, è ciò che sei realmente. Tutto il resto è un altro corpo. Ok. Pian piano gli strati più esterni di questo campo diventano deboli e si dissolvono. Qualche volta però questi strati sarebbero gli strati aurici, le dimensioni dell'etere, ok? Gli strati akashici. Boh. Qualche volta però capita che uno di questi strati porta con sé troppe memorie e troppo vissuto non risolto, impaccato lì. Allora succede che è un po' come una crisalide, ok? Avete presente quando la farfalla rompe il bozzolo ed esce? Dietro cosa lascia? Un bozzolo. Ecco, tu sei la farfalla. Quello che lasci, che spesso viene percepito come entità, il fantasma, è il bozzolo che rimane dietro. Ora, il bozzolo è solo un bozzolo, però ci sono quelle farfalle che lasciano proprio la crisalidina, che vedi che sembra un insetto, ok? Oppure come quando i granchi fanno la muta, che lasciano dietro di sé, o il serpente che fa la muta, lasciano dietro di sé un guscio che sembra l'animalo, ma non è l'animalo. Questo è un defunto tante volte, ma non tutte. Alcuni gusci dopo un po' svaniscono, sono deboli, fine. Altri gusci sono tosti perché, come accennavo, sono carichi di vissuto, dolore, memorie, attaccamenti col mondo terreno. Ed è quello che viene percepito spesso come spiriti rimasti in di qua, che non sono andati alla luce. Ed è quello su cui di solito la maggior parte dei casi si va a lavorare. È come se quelle memorie acquisissero una parvenza di vita, ma non sono realmente vive, sono più degli schemi automatici, la traccia mentale ed emozionale che abbiamo lasciato. Queste tracce sono anche percepibili nel campo elettromagnetico del pianeta Terra. Io dico campo elettromagnetico, ma credo che il range vero di frequenze sia sempre nella banda dell'elettromagnetico, ma vada anche in range di frequenze che io personalmente non conosco né non ho studiato. Però è quello che è misurabile. I fenomeni strani che vengono misurati di solito dai famigerati, dai, non so definirli bene, gli acchiappafantasmi, ok, vanno a misurare quel range di frequenze. Ci sono apparecchi in grado di rilevarle anche a livello di videocamere, immagini che rimangono impresse, volti nella nebbia, ok? Puntini, puntini, puntini. Il campo elettromagnetico terrestre è in risonanza con le emozioni, con il cuore umano, con le emozioni che proiettiamo, e quindi può effettivamente succedere che vi rimangano impresse come su una pellicola determinati eventi. Qualche volta sono automatismi, la pellicola che si ripete e il fantasma che attraversa il campo svanisce per un tot di volte agli stessi orari. Questi casi sono documentati.
Altre volte sono più presenze che rilevano con lo strumento, il sensitivo le sente, stanno lì e basta. Possono interagire e fine. Man mano che gli strati, dicevo, del campo lasciano, se ne vanno, qualche strato rimane, poi rimane soltanto la scintilla. Dai, quella frequenza che li attraversava tutti e li teneva insieme, la scintilla. La scintilla però è quella che va più rapidamente dall'altra parte. Difficilmente la scintilla rimane qui. Va oltre lo spazio, oltre il tempo. Noi lo chiamiamo l'ovunque, il settimo strato akashico, la forza co-creatrice. C'è chi parla di regno dei defunti, per me il regno dei defunti invece è il piano intermedio, quello dove rimangono i gusci vuoti, quello dove la frequenza è lì che passa, elabora dentro di sé quei famigerati giorni in cui sta mollando tutti i legami col mondo terreno, elabora, fa il punto della situazione di ciò che ha vissuto, e lì ci sono le testimonianze del mi è passata la vita davanti agli occhi. A quel punto la famigerata porta verso la luce, ok? Poi si va oltre. Ma anche quando quella che si può chiamare anima, dai, l'aspetto eterno è andato oltre, qui rimangono i gusci, ed è quello che viene percepito solitamente. Qualche volta però ciò che è andato oltre può anche decidere di ritornare e manifestarsi, e lì si parla effettivamente di manifestazioni d'anima e non è più un qualcosa che non riesce ad andare alla luce, ma è più un alleato. Ma ci sono tante altre sfumature, ad esempio i grandi maestri, quelli che avevano riempito di oro nobile, di raffinata consapevolezza i propri strati dimensionali, erano diventati quindi essi stessi coscienti. Anche dopo che se ne sono andati, quegli strati hanno continuato a fare il loro lavoro con la stessa purezza di prima. Hanno continuato a dare intuizioni, supporto e aiuto agli allievi. Ci sono tanti casi in tante discipline. Mi ricordo ad esempio quando ho studiato ortobiolomi, mi dicevano guarda, quando mettiamo le mani e facciamo questi lavori, tante volte sentiamo la presenza del fondatore che mette le sue mani sopra le nostre. Prima non lo sentivamo, da quando se n'è andato lo sentivamo. Io stesso mi ricordo i primi anni dopo che un insegnante che ho avuto, che insomma è stato veramente un grande, se n'è andato, parlavi di lui, ti accorgevi che il cuore si apriva e sentivi una presenza che era in ascolto, ma non era una presenza ostile, capite il punto? Era un alleato. Era come se ti dicesse, ok, mi hai dato energia dandomi attenzione. Cosa vuoi? Sì, sì, quella è la direzione. Oppure, no, no, questo no. Te ne accorgevi, era a livello intuitivo, nel cuore. Puntini, puntini, puntini. Qui parliamo però di persone che hanno fatto un certo lavoro interiore. Ci sono tante, 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 tante altre casistiche ancora. Le case infestate, ad esempio, sono quelle dove rimangono i gusci, dove i gusci rimangono in memoria, ancorati, e quelle dove non tanto i gusci, ma l'irrisolto, il vissuto, l'energia del vissuto durante la vita è rimasta lì e si è proiettata e non se n'è più andata. Sembrano infestate, ma sono infestate da ciò che abbiamo lasciato in vita più che in morte, capite il punto? E poi i casi più strani, insomma. Qui credo che sia condivisibile dalla maggior parte di voi. Poi vi aggiungo la mia, vedete? Per me la scintilla divina è eterna e continua a tornare. Non è lineare come alcuni pensano, un'anima, un corpo, è molto più strano alle volte. Però quando impari a sintonizzarti, leggi quella frequenza, poi lavori su una persona, lavori con i suoi antenati dentro di lei, becchi dentro la sua cascia la frequenza di quella scintilla e dici Chiarola, ma io sto lavorando con la tua trisavola, ma la sua cascia, la scintilla che sta dentro quella cascia ha la stessa identica vibrazione, frequenza, qualità della tua di questa vita. Siete la stessa persona. Tu sei stata la tua antenata
Quindi hai dato tu origine a questa linea di tematiche e adesso sei tornata a risolverle nella stessa famiglia per giunta? Può succedere, può proprio succedere. Reincarnazione, sì. Per me non è un ci credo, per me è io mi confronto, vedo questo e misurazione, basta, per me è questo. Tempo e spazio non sono lineari. Può persino essere che la scintilla divina viene dal futuro. La biologia, la memoria genetica va avanti verso il futuro da un passato, un grande cerchio, ma invece quella che chiamiamo scintilla divina, che porta con sé l'anima, fa l'esatto opposto, va dal futuro al passato, per cui noi siamo ora un incrocio di linee spazio-temporali. Questo spiega forse perché alcuni di noi hanno memoria del futuro e c'è un qualcosa dentro di loro che anela a tornare indietro anziché andare avanti. Questo forse spiega perché qui parlo di chi fa ipnosi regressiva, mi viene raccontato da esperti del settore, non faccio nomi, un caso su 100 in regressione viene descritto il futuro anziché il passato. Puntini, puntini, puntini. Lascio ad altri la ricerca su questo tema. Un abbraccione ragazzi e buon